È stato interrogato Diego Gugole, il 25enne, accusato di aver ucciso a colpi di pistole i genitori Sergio e Lorena nella loro abitazione di Chiampo, un duplice delitto che lui stesso ha confessato quando si è presentato alla caserma dei Carabinieri. Il giovane ha risposto a tutte le domande, come ha riferito il suo legale, l'avvocato Rachele Nicolin. Il 25enne ha confermato sia le dichiarazioni fatte quando si è costituito, sia la spiegazione, ovvero il movente del delitto. La legale, che ha trovato il giovane spaesato come nei giorni scorsi, si è però opposta alla custodia in carcere perché non ritiene ci sia la necessità, non esistendo secondo lei né il pericolo di fuga né quello che ripete i reati. Non ci sarebbero insomma le esigenze per il carcere, altrimenti, affonda il colpo l'avvocato Nicolin, sarebbe una specie di anticipazione della pena prima del processo. In serata però il magistrato avrebbe confermato la custodia in carcere per Gugole. Intanto la procura di Vicenza ha disposto l'autopsia sui due corpi che verrà effettuata nei prossimi giorni.